Ciao, questo è un video in cui volevo mettervi a confronto due palette di Natasha Denona, la Suzette Palette e la Sunrise Palette. Queste qui le trovate entrambi sul sito di Sephora, le trovate sul sito o in negozio, perché questa la vedo anche in negozio, questa per il momento non l'ho ancora vista. Le trovate in confezioni cartonate. Io per il momento ho questa, perché questa qui che dovrebbe essere stata in colore oro così, la dovrei aver gettata via, perché ho provato a cercarla e non ho trovato la confezione cartonata. Comunque è sempre una confezione così in cartone. La differenza tra queste due palette, vedete che è anche la grandezza, e questa è fatta in finta pelle, diciamo, e all'interno è fatta così, c'è questo foglio di protezione attaccato che si può strappare e ci sono anche scritti i nomi degli ombretti. E queste sono le cialde colore di questa palette, che è fatta così, mentre questa qui è in latta, non c'ha nessuna cartina di protezione ed è fatta così, come nell'altra c'è un bel grande specchio. E queste sono le colorazioni di questa palette. Questa palette è più piccola, dietro c'è anche i puntini. Per il momento io non ho visto le cialdine in monouse, ma non so se l'abbia fatta per un'eventualità di fare cialdine monouse. Con uno stuzzicadente si spinge qui nel puntino e le cialdine dovrebbero uscire. E come differenza tra le due palette, a parte il prezzo, ma c'è anche il motivo, perché questa costa 113, questa 69, sempre per 15 ombretti, solamente che questa qui, la Sunrise, sono più piccole le cialde, c'è una quantità minore di ombretto, questa è una quantità maggiore. Io ho visto molti video in cui ci si lamenta che costano tanto queste palette, che è un prezzo eccessivo e bla bla bla, però se pensiamo al marchio Dior, che lo troviamo un po' dappertutto, una palette di Dior per 5 ombretti costa 50-53 euro, per cui se facciamo i conti che qui ci sono 15 ombretti, quella di Dior, facendo per 3 volte per arrivare a 15, dovrebbe costare 150, e anche perché io qui ho visto le palette di Dior che costano 53 euro, per cui se facciamo conto Dior sarebbe anche un pelino più caro di Natasha Denona. Questa è una mia considerazione che ho fatto pensando al prezzo. Comunque, se queste qui sono troppo care, queste qui che sono più piccole, io ho visto, a parte questa che è già arrivata sul sito di Sephora, ho visto girando su internet che ce ne sono delle altre fatte così, per cui probabilmente, o forse, o non lo so, se arrivano anche le altre palette, c'è la possibilità di prendere Natasha Denona ad un prezzo inferiore, che è quasi come prendere una palette di Huda Beauty più o meno come prezzo. Allora adesso volevo mettervele a confronto qui, se riesco a non farle cadere. Allora volevo farvele vedere così da vicino, per farvi notare le colorazioni come sono. Come vedete, anche se entrambe le colorazioni sul caldo e sono destinate all'estate, come vedete come colorazioni sono diverse tra di loro, non è che si assomiglino, per cui questa è una bella cosa, diciamo, perché non è un duplicato che potrebbe dar fastidio, prendo una o prendo l'altro, a parte la differenza di prezzo, però come colorazione tra le due palette sono un po' diverse. Adesso qui di seguito vi metto delle foto degli swatch di queste due palette.
alla fine di questo video vedete il tutorial del trucco che mi sono fatta oggi, che ho utilizzato questa qui, la Sunrise Palette. E allora volevo dire che io le ho utilizzate entrambi, mi piacciono entrambi hanno dei belli ombretti sfumabili, che questo per me è molto importante perché la facilità di sfumare mi fa il trucco, siamo al 50% e anche più di fare un trucco migliore, si evita di fare macchia, c'è tutto un lavoro dietro, si fa più velocemente a sfumare, a fare il make up, perché anche se vedete, se fate andare avanti il video che lo vedete fino alla fine, vedete anche il make up tutorial che ho fatto di questo trucco, ho tagliato pochissimo e il resto vedete proprio come si sfumano realmente gli ombretti. Per me sono ombretti di ottima qualità, se ne vale la pena vi dico di sì, perché come ombretti sono ottimi. Io attualmente vi dico che anni addietro prendevo Too Faced, Urban Decay da Sephora. Adesso sono passata a marchi come Natasha, Beverly, Anastasia, sto facendo confusione con i nomi. Attualmente sto prendendo marchi come Anastasia Beverly Hills o Natasha Denona. Questi qui sono i due marchi che sto attualmente amando di più come ombretti presi da Sephora. Sono ottime palette, io vi consiglio di provarle se amate le palette. Se c'è un problema che vi sembra di spendere troppo per queste, ma considerate che le cialde sono belle grandi, perché qui su questa palette, se riesco a trovare, ci sono 15 ombretti, che c'è anche nell'altra, per 25 grammi di prodotto, mentre in totale 25 grammi, mentre nell'altra ci sono sempre 15 ombretti per 19,25 grammi di prodotto in totale. Per cui queste sono, a parte che vi dico anch'io che questa qui sarebbe un po' troppo grande come quantità di ombretti, perché io gli ombretti non li finisco mai, ci sono sempre nuove uscite, le palette quando escono non ce n'è più di solito, ma almeno nell'ultimo periodo ce n'è più di una, e se qualcuna mi piace faccio fatica a non prenderla, per cui per farvi un esempio, è uscita la Riviera e l'ho presa, ecco quella nuova di Alissa e non mi ricordo cosa, sempre di Anastasia Beverly Hills, non l'ho presa perché mi sembrava quasi prendere un simile della Riviera, per cui ci ho rinunciato. Quella è una rinuncia che ho fatto perché se dovevo scegliere tra quella di Alissa e questa, prendo questa perché era qualcosa di più nuovo, mi attirava di più come colorazioni. Comunque qualcosa da prendere in fatto di ombretti nel cambio di stagione, estate, primavera, autunno, inverno, arriva sempre qualcosina che mi ispira. Per cui gli ombretti vi dico che alla fine li colleziono e non li finisco mai, anche se mi trucco tutti i giorni, ci faccio un po' di conca, la conca riesco a farcela, ma proprio di dire che finisco un ombretto è veramente, veramente faticoso per me. Allora, queste qui sono le due palette che volevo mettervi a confronto per farvi vedere anche la differenza di colorazioni, principalmente la qualità c'è. E vi lascio al video tutorial di come ho applicato sugli occhi e di come ho fatto questo make up. Allora, per questo make up prima di tutto vi dico che sul viso ho messo il contorno occhi della Kiehl's, questo qui, e sempre della Kiehl's ho messo questa crema idratante che è il Super Multi Correttive Creme, quello con la protezione 30, e questi qui sono i due prodotti per il viso che sto utilizzando per il momento. Il fondotinta, blush, contouring, adesso che è estate non riesco a metterlo, mi dà fastidio, mi sento appiccicare col sudore, visto che oggi ho anche un po' di abbronzatura, tendo ad evitare di mettermi correttore, fondotinta, blush e tutto quello che va dietro. E allora iniziamo con gli occhi.
Allora, prima di tutto ho messo questo primer, il primer lo uso sempre perché come vedete ho la palpebra cadente e se non metto il primer gli ombretti che sono qui si appiccicano di qua. Questo primer è fatto così ed è una, adesso ve lo faccio vedere, che io l'ho già messo sugli occhi, è fatto così. Io l'ho già messo sugli occhi perché ho visto che asciugandolo un attimino dà un effetto diverso, perché se è umido mettendoci sopra gli ombretti tende a fare macchia, invece asciugandosi non dà nessun problema e questo qui è l'effetto, è un attimo che si asciughi e a posto. Adesso iniziamo con gli ombretti sugli occhi così ve li faccio vedere all'opera. Uso questo pennellino qui di Kiko che è di una vecchia collezione, non mi ricordo più quale. Allora iniziamo con la piega. Di questa palette mi diverto a utilizzare gli opachi per fare diverse colorazioni qui nell'arcata e qui sopra, specialmente qui nell'arcata. E adesso iniziamo a giocare un po' con queste colorazioni. Prendo dalla parte dello sfumino e inizio col mettermi Morgan, questo qui è un po' spolvera, questo sì, adesso non lo so se la telecamera, sbatto un attimino l'eccesso e inizio a mettermi l'ombretto qui nella piega, lo sfumo e anche come sfumatura non è niente male, li trovo molto ottimi come sfumatura. Fallout sul viso vedo che non me ne fanno, per cui li trovo ottimi. Dopo questa colorazione, sempre con lo sfumino, prendo Morgan, questo qui che è il colore più chiaro, opaco, e lo metto qui sopra. Di solito qui sopra metto un panna o un colore un po' scimerino bianco, però devo dire che questo Morgan non mi dispiace metterlo qui sopra, per cui ho iniziato ad utilizzarlo qui e vedo che mi piace l'effetto che fa, per cui lo metto. Faccio anche l'altro occhio, vedete che è facilissimo, non ci sto un'eternità a sfumare gli ombretti, perché vedete che faccio entrambi gli occhi e li faccio velocemente, che questo per me è anche importante, non dover perdersi in sfumature eterne. Qui sotto c'ho la spugnetta, che questa qui è di Sephora e la uso per pulire il pennello tra una colorazione e l'altra. Poi proviamo con Ciltrine, questo giallo, mettiamo anche un po' di giallo, sempre qui nella piega. Come vedete la facilità, sono super buoni, secondo me è un'ottima palette. Mettiamo anche un po' di rossiccio, questo Glory, questo qui. E diciamo che con questo Glory la sfumatura qui sopra mi sta piacendo, mi dà proprio l'effetto dei colori del tramonto.
Allora, adesso pensiamo alla palpebra mobile. Per quella mobile inizio dal lato esterno mettendo l'unico colore scuro, più scuro che c'è in questa palette, che si chiama Glove, che è questo. Vedete, gli altri sono tutti più chiaretti, questo è l'unico più scuretto. Uso della parte del pennello piatto e prendiamo un po' di questa colorazione Glove. Allora, questa qui invece la metto da qui sulla parte finale fino a metà occhio. Anche con il pennello piatto vedete che non ci sto un'eternità a fare questo trucco, per cui sono molto molto buoni come ombretti. Adesso pensiamo alla parte iniziale, metto quello più chiaro che si chiama Agate. Questo qui, che è il colore più chiaro, ne prendo un attimino e lo utilizzo nella parte più interna dell'occhio. Qui al centro li sovrappongo ma leggermente, perché poi ci faccio un punto luce con un altro colore, per cui non mi interessa fare un'ottima sfumatura qui nel centro. Allora, adesso pensiamo alla parte centrale dell'occhio. Prendo azalea, questa colorazione, la prendo con il dito perché mi trovo meglio a fare questi punti luce al centro. Qui ho preso un po' di colorazione e lo tampono qui al centro, cercando di eliminare quell'effetto che non ci sia sfumatura tra le colorazioni. Per cui lo sfumo, eventualmente ne prendo un altro po' e così faccio questa sfumatura. Ok, per me come ombretti che volevo utilizzare come trucco la smetto qui. Adesso ci metto il mascara e un rossetto liquido. Come mascara utilizzo questo qui di Majorette Pleasure. Vi dico che a me sta piacendo, ho visto dei video in cui ne parlavano un po' malamente, ma a me sta piacendo, l'ho preso per curiosità e vi dico che non è niente male, a parte che io, avendo la laminazione, ne metto pochissimo, è giusto un attimo per dare un po' di più volume, ma niente di
Sì, insomma, non è che devo partire come prima da ciglia chiare, adesso ho anche la colorazione per cui mi trovo meglio. Io adesso faccio giusta una mini passata, giusto per dare un po' più di nero alle ciglia e non ci faccio nient'altro. Poi se piace starebbe bene anche un eyeliner nero qui sulla parte finale, ma per oggi non lo metto. Comunque non ci sta male. Adesso faccio l'altro occhio e poi vi faccio vedere da vicino l'effetto sugli occhi. Ok, sono qui, allora mi sono messa anche il rossetto sulle labbra, ho utilizzato il Wi-Fi, cosa c'è scritto? Sì, Wi-Fi. Adesso non lo so se la telecamera riuscirà mai e poi mai, forse sì, ci arriva. Eccolo qui, questo qui è il rossetto che ho utilizzato sulle labbra io ce l'ho in mini taglia, comunque sono i rossetti liquidi di Huda Beauty. E adesso vi faccio vedere da vicino l'effetto sugli occhi. Questo qui è l'effetto sugli occhi che sono un attimo, aspettate, forse qui c'ho di qua c'ho un puntino qui di mascara, forse di qua mi sono un attimino sporcata con il mascara, è la cosa che odio nel mettermi mascara e di sporcarmi. Beh, comunque questo qui è l'effetto di questi ombretti utilizzati su di me. Ok, mi tolgo questo ambaradan dai capelli e vi do il salutino per la prossima volta. Ok, io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!